Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera amici a casa, noi siamo pronti e voi siete pronti per un'ora di grande musica qui in Casa Peiretti. Benvenuti a Luserna San Giovanni, il numero ormai per essere partecipi di questa diretta televisiva, lo sapete, è il 348 80 40 254, il numero che collega noi con voi. Ed è la cosa più... Scusi? Ed è la cosa più... regia, io ho un piccolo problema tecnico perché... non so come, ma sento delle voci. Andiamo avanti lo stesso. Puoi regolarmi un attimo il mixer lì a Torino? Perché forse ci sono delle interferenze magari fuori. Comunque, vabbè, non importa. Andiamo avanti. Stavo dicendo una cosa bella, anzi la cosa più importante, che non siamo solo noi protagonisti, come dico sempre, ma voi con il vostro affetto, con la vostra presenza, come dimostrarla al 348 80 40 250 qua. Scusi. Ma cosa Io sta mi sono succedendo? stufato di aspettare Ma qua. cosa sta succedendo qui? Vabbè. So clap! So clap! Cos'è sta So musica? clap! So clap! Cos'è? Ma So clap! So clap! Let's go! Ho! Let's go! Make it hot! ma Eh? cosa fa qua? Ma signor Peiretti, io... mi ha invitato lei? Ma l'avevo invitata la prossima settimana, mica questa. E io non potevo la prossima settimana. È così, si presenta così. Ho potuto oggi, sono venuto oggi. Vabbè. Mi presento. Si presenta. Ciao amici, amiche. Ciao signor Peiretti. Ciao. Io sono Gian Lorenzo e sono tanto timido e buono. Sono così timido che all'esame per la patente di guida mi sono seduto dietro. Dai, ma per piacere. Da bambino, quando giocavo al dottore e al paziente, a me mi facevano pagare sempre il ticket. Pure. Purtroppo, a causa di questa timidezza, non riesco a trovare una ragazza. Una ragazza di Luserna. Dove siamo qua? Luserna San Giovanni? Siamo a Luserna San Giovanni. Una sì. ragazza di Lusernina. No. Lusernetta. No, Lusernetta è più su. Ah. Più su, non c'entra proprio niente. No, con... una lusergnagna. No, gnagna qua ce n'è, ma non si chiamano così. Ah no, è come le No, chiamate? Per nome. Per nome, esatto. Come si chiamano le persone di... Lusernesi. Ecco, di qua, io non ho No, di trovato qua. una ragazza di qua. Lusernesi. Perché si sente spesso in giro dire che chi dice donna dice danno. Ma secondo me non è vero. A me non me la danno. Capisci a casa. Capita, ma non sei solo. Purtroppo non riesco a trovare una ragazza, non riesco a trovare un lavoro. Pure. Sì. La mia mamma mi ha iscritto a un corso. Diventerò Account Developer School Training Paper Manager. C'è tutti... Il bidello. Scusami, ripetiamo, cos'è che hai detto? Account Developer School Training Paper Manager. I bidelli. Il bidello. Salutiamo tutti i bidelli. Non riuscivo a trovare una ragazza Lusernese. al mese, una ragazza al mese, non riuscivo a trovare un lavoro e questa cosa mi ha fatto venire la depressione. No, non fa così. La depressione è una cosa brutta, bruttissima. La depressione è quando ti senti una nullità, quando vedi tutto negativo. Ma non guarda a me. Sono quei giorni che anche quando una mosca si posa sulla tua spalla, tu la guardi e dici: no, anche tu pensi che sono una merda. Vabbè. No, non è così. E prima ancora ho sofferto di fobia, che è un'altra cosa brutta, bruttissima. Certo. La fobia è quando hai paura di tutto. E io ho tanta paura della paura. La paura fa 90. Io mi cago addosso già a 21, 22. E quando arriva 90... Però sono andata a curarmi. Oh.
dal più grande psicoterapeuta londinese Oh. a Londra. Ogni martedì io andavo da lui, io parlavo, lui ascoltava, io parlavo, lui ascoltava, io parlavo e lui ascoltava. Dopo 12 anni di terapia mi ha detto una cosa che mi ha fatto scoppiare in lacrime. I don't speak Italian, sorry. Vabbè, ma povero, ma mi dispiace. Gli amici a casa che l'hanno capita possono spiegarla agli altri amici, ai familiari, ai parenti, così ci allineiamo un po' tutti. Io nemmeno sapevo che cosa voleva dire. Allora sono andato... poi io... Cosa? No, dico, per uscire da questa situazione ho provato un po' di tutto. Ho provato i fiori di Bach. Niente. I cespugli di Mozart. Il tronchetto della felicità. Pure. L'albero della cuccagna. La foresta incantata. Il fantabosco. Niente. Poi ho pensato, forse sto sbagliando tutto, è meglio se ricomincio da capo. Ho provato l'erba. Funziona. Funziona, ma non lo consigliamo ai nostri amici a casa. no. Stiamo sui fiori di Bach o il cespuglio di Mozart. Allora, signor Peretti, io vado e Dove? vado via Va perché mi presento la settimana prossima. Abbiamo dato un aperitivo, diciamo, ai Esatto, nostri amici a casa. un aperitivo. E saluto a tutti i lusernietti Esi, e tutti esi. gli amici, le amiche, gli amici che ci stanno guardando in questo momento. Ciao ciao! Ciao! Già Lorenzo in casa Peretti. Adesso arriva la musica. Lei è la nostra voce, la vostra voce, quella di Valentina Branca con Questione di Feeling. Vieni Valentina che tocca a noi. Eccomi, tocca a me. Ma hai visto già? Ma che poverino, succede qua? tutte a lui capitano. Ma povero, Ma ha fatto tanta sì. tenerezza. Io quasi quasi me lo adotto io, lo teniamo qua. lo tengo lì sul comodino. Sì, sì. Tanto non ingombra. Piccolino. Oddio, più o meno comunque. Questione di Feeling per voi, cantate tutti insieme a noi. Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, va. Sai, la melodia che canterei sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere Così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso. che miracolo adesso sembra persino più sincero nel cantare insieme. Tutti! Questione di fili. Questione di fili. Solo di fili. Così per scherzo tra di noi. Improvvisando un po'. Ti seguo pure. Vai. La sera arriva, il giorno piano piano se ne va. Ma se canti resta là. Questione di fili. Questione di fili. Solo di fili. Aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro. Questione di fili. Lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è. Nascosto in fondo.
Ciao Valentina! Ciao, ciao Enrico, ciao amici a casa. Devo dire che il brano Questione di Feeling mi ha riportato indietro di qualche minuto, perché c'è feeling tra me e questo Gianlorenzo. Mi ha fatto un po'... mi ha fatto tenerezza. Ma chissà se lo rivedremo. Non lo so. Comunque... Ha detto che torna la settimana prossima. Sì, ma il discorso lì dello psicologo inglese, tanti anni senza... Cioè, a me è successo diverse volte di parlare per molto tempo con una ragazza e poi lei non ha capito niente di ciò che dicevo. Però 12 anni direi che 12 anni sono tanti. sono tanti. Amici a casa, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Questa sera vorrei riceverne tantissimi. Fabrizio, un piccolo problema tecnico sul computer, cercherò di risolverlo. E È questa uscita volta una scritta davvero. ma questa volta per davvero non è l'inizio di Casa Peretti di questa sera. Ricordiamo che domani sera qui c'è un grande, torna la sì. voce del Celentino, quindi sarà una puntata dedicata alle grandi canzoni del molleggiato. Ma lo sai perché lo chiamavano molleggiato? È perché faceva quella mossa là. Dai, faccela vedere. Non la so fare. Facci non vedere la la so mossa. fare, Fa la non la so mossa del Celentano. Adesso arriva un brano straordinario di Lucio Dalla, interpretato da Valentina in una versione di Fiorella Mannoia. Esatto. La casa in riva al mare. È tutto da ascoltare, amici, ok? Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia e tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia. E sognò la libertà e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria, lunghi silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi, non lo sa, ma questa sera vengo fuori, Maria, vedrai che bella la città. E sognò la libertà e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. E sognò la libertà e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni sono passati, tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedono più. Dissi ancora, la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo al blu. Valentina Branca, un brano straordinario di Lucio Dalla. È sempre emozionante questa canzone. Questa casa in riva al Sì, mare, sì, da dove si vede
questa storia. Davvero. Grazie per ogni tanto ce la riproponi Sì, questo sì, brano sì. e devo dire che lo fai anche in una maniera sublime. Grazie, Ma grazie. di solito per i non retti. faccio i complimenti perché ci sono loro a fare i complimenti a casa, Grazie. anzi fateli al 348 80 40 254, usate questo numero per augurare buon compleanno Sì, a qualcuno, per mandare a qual paese qualcun Ah, si può altro. anche? Ma sì, Aspetta certo che vado si a prendere può. il telefono. No, resta qua, oppure per richiedere una canzone come è successo ieri, un Sì. brano dei Pooh, Cercando di te, dedicatissima. Eccolo qui. Cercando di te ho consumato la mia vita tra storie in salita e provvisorie verità. Il tempo è pieno di sorprese e qualche volta ci assomiglia. Si sogna e si sbaglia e ci si spegne sempre un po'. Cercando di te in ogni donna che ho incontrato, ho sempre inventato passioni grandi più di me, ma son tornato sempre solo a medicarmi le ferite, convinto ogni volta che non ti avrei trovata mai. Capita che poi, quando non hai voglia più di crederci, ti cade addosso un'emozione, cresce prepotente senza regole, ad un tratto torni a vivere. Tutti a casa con me. Comincia da qui il secondo tempo della vita mia, e tutto quello che sarà è ancora da scrivere. Non mi sveglierò con un sorriso sconosciuto accanto, sempre straniero in ogni letto, ho il mio cuore sconfitto, cercando di te. E adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi ancora grandi sorprese qui in Casa Peretti e tanta bella musica. E i vostri messaggi, mi raccomando, che siano tanti anche questa sera. Pubblicità! Io sono il mago di Canosa, nessuno mi fotte. Faccio invidia pure a Harry Potter. Con la palla mia di vetro vedo davanti e vedo di dietro. Con le stelle mi sollazzo, tanto è vero che mi piace. L'astrologia mi piace, gentile pubblico. per Dottor favore, Peretti, che pensava lei? Mago, per favore, Senti, creiamo un po' di atmosfera. Una meraviglia! Oh, qualcuno mi conosce, qualcuno non mi conosce, mi presento, sono il mago di Canosa. Madonna, chi se lo immaginava a casa di vedere questo quarto di bue così, eh? Sì. Oh, questa sera non ho venuto da solo, ho venuto con mia suocera
Suocera. Sì, da quando è diventata simpatica la porto sempre con me. A me piace ricordarla così, col sorriso sulle labbra. Povera. Adesso l'appoggio qua, così. Appoggia lì? Sì, così. Ah, Stai ok, qua, fai la brava, non ti muovere. Madonna santa. Ma Rompe le palle pur da morte, rompe le palle. Allora, per iniziare questa nostra cerimonia mi ho pensato, facciamo il punto della situazione planetaria, guarda qua. Allora, anche da casa, la situazione planetaria, Giove è un pianetone grosso, un pianeta tanto, un pianeta tanto così. Allora, è nella prima casa, qua tutti a posto, tranquilli, veramente. Mercurio, un altro pianeta grosso, quello sta ancora meglio nella seconda casa, la casa al mare. Ma questa era bella, Vabbè, posso fare meglio. Vai, sentiamo. Uranio non va tanto bene, perché quello non solo la prima casa, no, non solo la seconda casa, si è comprato un intero villaggio turistico e adesso è Uranio impoverito. Vabbè, allora ho capito. Dottor Peretti, Mi dica. Allora, Mi vogliamo dica. fare un oroscopo? Serio. Un oroscopo serio. Di quelli proprio professionali. Allora, a casa, mi raccomando, pronti, Pronti. Allora, un oroscopo serio. Oh, non io, le stelle parlano per me. Vedi quante stelle, Peretti? Vedi? Le ricordavo un po' diverse, ma va bene, stelle. Qua c'è tutta la costellazione. Sì, no, salga su con la mano, salga su. Questa è una stella famosa. Ha dato il nome a una città vicino a Torino proprio. Oh. Villa Stellone. Come Villa Stellone. Senti, però con questo... È un do. Ah, è un do. Dovrebbe saperlo che è un do. Andiamo con l'oroscopo, allora, dai. Oroscopo. Madonna mia, si suda qua dentro, Ha fatto bene a mettere la moquette, così assorbe, bello. Allora, attenzione, da casa, anche lei, attenzione. Lei è Scorpione? No, dica no. no. No, non lo so, non ok. dica no. Vabbè, non lo so. va bene. Se non dica, però calmati, Ehi, bello. Scorpione, proprio, Perché tra qua- tutti proprio Scorpione. Ho capito, è casa Peretti, però devi stare calmo, non è che è anche casa di questa gente che ci sta ascoltando, che ci sta guardando. Che salutiamo. Salutiamo. Allora, Scorpione. Sta qualcuno dello Scorpione a casa? Sì, Scorpione, attenzione. Il vostro essere pungenti sarà letale. Posso. Qua ci stava. Mi piace ci questa stava. cosa. Vabbè, andiamo avanti. I pesci, quest'anno, entrano nell'acquario. Vabbè, dai, ok. E poi? È facile, È dici facile, tu, è sì, facile. certo, Ma guarda certo. che non è sempre facile. L'anno scorso uscivano dall'acquario. Quest'anno entrano. L'anno scorso uscivano. Non le capisce le battute. Ma sì che le capisco, ma non è, vabbè. Scherzo. Allora, andiamo avanti. Il toro entra nella Vergine. La Vergine soddisfatta ringrazia. Madonna mia, sì. Guarda, è andata a vomitare, poverina, cioè, giustamente. Allora, attenzione, Ariete che state a casa, sì, non tutta attaccata, Ariete, virgola, che state a casa, l'Ariete sta con il leone, ma se la fa col Sagittario, il leone perciò è Capricorno. Che Capricorno. Andiamo avanti, l'ultima. L'ultima? Non le possiamo fare tutte. Perché? Perché Vabbè, non c'è l'ultima, tempo. Non c'è. Bilancia, sta qualcuno della Bilancia? Ma lei che segno è, scusi, che non ha detto niente? Devo proprio dirlo? Sì, E io dica. ero quello lì che stava col Capricorno e Sagittario, però non ho fatto finta di niente vista la fine che ha fatto. Non era molto... Sì, è una brutta fine in generale. già. Allora, Bilancia, coloro della Bilancia. Mi voglio scusare con coloro della Bilancia perché purtroppo devo dire, sulla Bilancia non ho scritto nulla. Perché? No,
mi ho messo a fare l'oroscopo sulla bilancia. Stracatacanghete che non ha retto il peso della mia potenza divina. Potenza. Ma io ho venuto stasera qua a Casa Peretti anche per dare una veramente novità. Scrivete le mail, oltre a mandare gli sms a questo Sagittario, poveri. Ecco, allora mandate la mail a me, al mio sito. Posso fare un po' di pubblicità? Deve. Allora, regia, se siamo pronti, mandate in sovraimpressione. Ma non che impressione. Anche un sito internet. Sì, eccolo qua. Se la tua vita è disastrosa, allora clicca con fiducia il mago di Canosa, Bario, Stuni e Barletta.trullo. Vi risponderò io personalmente. Ma che sito è? Madonna Ma che sito è? mia, ma che Madonna. sito no? Guardi che sta continuando a passare il È sito. giusto, Se giusto. la tua vita è disastrosa, allora clicca con fiducia il mago di Canosa, poi Bari. O Stuni e Barletta.trullo. Trullo è la desinenza, come si dice? Trullo. Non mi fa parlare. Ma che? Attenzione, sta per parlare. Oh. No, dice solo le cagate. Vabbè. Ciao amici. Il ciao. mago di Canosa! Ve l'ho detto che sarebbe stata una puntata particolare di Casa Peretti, non solo musica ma tante risate. E allora vorrei vicino a me di nuovo la mia compagna d'avventure, la mia compagna di voce. No, ma siccome io sono pesci, stavo entrando in acquario. Stavi entrando in acquario, sì, il microfono ti stava anche entrando nel naso. Esatto, un po' sì. Ragazzi, questa sera va così, ma che bella puntata. 348 80 40 254, fateci sapere se anche voi a casa vi state divertendo. Adesso arriva un brano di Elisa, giusto? Sì. E forse sei tu. O forse sei tu, da Sanremo 2022. Ah, proprio questo qua, l'ultimo che ha tirato fuori. Sì. Bene. L'ultimo. Eccola. Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po' di più, o forse sei tu, o forse sei tu. Ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e niente di più, e niente di più. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, quella scusa per farti un po' ridere, ed io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre. Sempre. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami
Valentina. Quella stupida voglia di vivere, no? Perché No, stupida perché voglia così, di per vivere? dire, nella canzone dice così. Aspetta un attimo che Sentiamo. mi ha mandato un messaggio la mia amica cinese. Eh. Mi ha detto in cinese. Come si dice? No, mi ha detto "Destista le luci". Ah. E quindi devo spegnere le luci dietro. Spegniamo perché... subito. Oh, grazie la mia Eccole amica. qua. Solita mia amica. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Adesso andiamo a leggere tutti quelli che sono arrivati fino qui. Vai Fabrizio in regia. Sempre bella la musica iniziale dei messaggi. suspense. Senti. Oh. Ciao carissimo Enrico, siete fantastici. Ti mando la foto della mia cagnetta di nome Cavietta. Cavietta. È una già giusto, cagnetta. È una cavia. Di nome Betta, la adoro. Un abbraccio virtuale a tutti voi da Licia di Castiglione Torino. Ciao Licia, grazie. Ciao, ma che bella. Comunque più passano le puntate e più fatico a leggere le scritte piccole. le Ciao, tappe. dato che siete bravi, puoi mettere Maracaibo di Jerry Calà. La mettiamo in programma, perché no? Magari anche domani sera. No, domani sera puntata dedicata a Celentano, quindi non credo che Celentano. Maracaibo. Va bene, per la stupenda voce di Casa Peretti Valentina, bravissima e unica, i fiori sono per te. Oh, grazie. Rose rosa per te. Sanno che mi piacciono le rose, dunque le mandano, grazie. Bravi ragazzi, siete fantastici. Cuoricino, un bacio e un abbraccio da Fabri83 Luserna San Giovanni. Ciao Grazie, Fabi, ciao, grazie. Grazie mille, che bello. 83 sarà l'anno di nascita, quindi quasi mio coscritto. Eh sì. Casa Peretti è piena di fascino, di magia, i protagonisti sempre più bravi, tanti baci golosi. Com'è che sono Dani i baci golosi? Sono quelli con la crema di cioccolata. No, non si può dire. Enrico carissimo, pronto per la diretta karaoke con le più belle canzoni cantate divinamente da tutti voi. Un buon inizio di canzoni. Cataldo da Torino, ciao Cataldo, Ciao. grazie. Ciao Enrico, ciao a tutti. Se riesci puoi fare la canzone Donna così di Gianluca Grignani per il mio amore, la Michela da parte di Gianni da Torino. Ciao, Gianni, grazie. ti chiedo scusa, Che è un brano bella. che non conosco, la conosce È Valentina, molto quindi la bella. prossima settimana prossima te la faccio. Prossima settimana te la fa la Valentina. Ciao a tutti, noi stasera siamo con voi. Valentina, mi dedichi una canzone Kiss Kiss Kiss, bravi tutti Kiss Kiss. Non so, voleva una canzone di Kiss o era Baci Baci? No, Baci? sono i baci, I baci, sono i baci. baci, io voglio avere da te baci. Sono Mary di Casale Monferrato, mi farai Margherita di Cocciante ed Occhi Verdi di Mal. Grazie per le belle canzoni che cerchiamo di cantare tutti insieme. Sei forte Enrico, grazie, la mettiamo in programma, perché no? Magari venerdì. Mi piace l'idea di cantare venerdì Margherita. Sì, devo salutare un mio amico Giorgio del Mondo Latino che vi segue sempre, incontrato sabato sera al Fab 55. Lo dice Ciro, noi salutiamo Giorgio. Ciao Giorgio, Ciao. grazie e complimenti per la tua scelta di passare quest'ora dalle 20 alle 21 in nostra compagnia. Enrico e Valentina, tutto il resto è noia. Saluti Alfonsine Germano. Grazie. Il resto è noia. Ho presa altissima. Ciao Enrico, le tue canzoni sono sempre belle. Io ti ascolto tutte le sere. Ciao Micone, un grandissimo abbraccio a te e le tue bellissime ragazze. Maurizio di Villa d'Ossola. Salutiamo Maurizio, salutiamo tutta Villa d'Ossola. Grazie. Grazie Maurizio. 2, 1 insieme. Bravi, vi è riuscito bene. Milena. Grazie Milena, grazie. Ciao Enrico, Valentina, avete cantato Questione di feeling benissimo, come bellissimo è il feeling che si è creato tra Casa Peretti e noi. Un bacione a tutti dalla Family Fab. È vero, è Sì, vero. il feeling che questo filo conduttore che ci lega ai nostri amici a casa è sempre più importante. Ciao ragazzi, buona serata, siete una forza. Sarà questione di feeling? Un abbraccio forte. Ciao Amedeo, grazie. Sì, Ciao, è Amedeo. sicuro. Quanto è importante il feeling, una trasmissione dal vivo, quindi. Ciao ragazzi, grandi. Maria. Ciao. Grazie mille. Ciao Enrico, che bella serata con Casa Peretti, simpaticissimo Gianluigi e il terapeuta londinese. Un caro saluto alla bravissima Valentina, superlativa interpretazione del brano La casa in riva al mare di Lucio Dalla Francesco. Ma chi è lei che è Gianluigi? Gianluigi. Gianlorenzo. Gianlorenzo. Gianlorenzo, Gianluigi. Wow, la nostra beniamina Valentina, siete amici veramente speciali, vi stimiamo come sempre, come persone, professionisti. Un abbraccio da Tino e Betta. Posso chiederti il brano Amico di Nato Zero? Quando riesce arriverà di sicuro, perché no anche venerdì. Io e te lo stesso pensiero, amico. Valentina, un raggio di sole che illumina il blu dello sfondo, il padrone di casa. Bravo come sempre, complimenti. Ciao Mila, grazie. Ciao grazie Mila.
Stasera bella musica? E dov'è la novità? Siete sempre deliziosamente al top, grazie a dei Total Black. Ma io credo che la novità si sia vista. Grazie, sì. Soprattutto prima. Io non so se a casa è arrivato, ma Parlava di musica. Ah, bellissime canzoni, buona serata. Ciao Enrica, grazie. Grazie. Che bel nome, che bel nome. Bravo Enrico, Stefano Dorazio ti direbbe molto bene. Valentina, trasmetti sempre energie positive. Bravi, Patti 60. Grazie Patti 60 e grazie per aver ricordato un mio grande amico. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Valentina Branca. Stasera siete fantastici, anzi super fantastici. Da Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Torino e da Rivalta di Torino. Ciao carissimo Enrico, chissà se prima della pausa estiva mi riesci a trovare Cin Cin con gli occhiali di Herbert Pagani, un grande cantautore. All'epoca in cui la scrisse, portare gli occhiali da vista era un difetto, parlo per esperienza, e questa canzone mi risollevava il morale. Complimentissimi come sempre a te Valentina, lo dice Lore, grazie. Grazie Lore. Non lo so, vediamo se il problema è trovare la base di quella canzone, perché è già stata richiesta 2 o 3 volte ma non c'è la base. Siete bravissimi, prima delle ferie mi cantate la campana del villaggio della scuola Cantorum. Grazie, baci a tutti voi, Mary, Anto e Mario di Vignolo. La campana del villaggio è quella, no? Quella lì. Oh, ieri ho perso la puntata, ma oggi puntualmente siamo davanti alla TV per seguire i nostri amici, sempre il top, il mago di Canosa, un mito. Un abbraccio, Tino dei Total Black. Sì, un mito davvero, fantastico. Grazie Tino. Ciao Enrico, ciao Valentina, bravissima, ha cantato molto bene, lo dice Max76. Noi lo ringraziamo, grazie Max. Viva Max. Ciao Enrico, aiutami, vendo maglie Inter di Dybala e Bremer inutilizzate. Bacioni da Alessandro, ciao mititi. E vabbè, Bremer è finito alla Juve, Dybala è finito alla Roma e tutte e due dovevano andare dritte all'Inter. Secondo me sono arrivate a Milano e poi hanno detto no, Duma da un'altra parte. Torniamo indietro. Saluti dal gelso del bar di Simeri, Claude. Ciao Claude, ciao, grazie. E noi ci fermiamo soltanto altri 3 minuti, poi un gran finale qui in Casa Peretti assolutamente da non perdere. Pubblicità. È pubblicità. Io vado a mettermi nell'acquario. Va? Vai nell'acquario? Sì, ciao. Vuoi un po' di mangime? Signore e signori, Francesco Damiano! Grande! Dov'è? Quando arriva? Sei tu. Ah, sono io. Sei tu. Capisco Eccomi. entrare nei personaggi, ma almeno ricordarsi com'è il tuo, Ecco. proprio quello della vita di tutti i giorni. L'importante è entrare nei personaggi, perché se i personaggi... Ta-da-da-da. Sì. Grazie Grazie a innanzitutto voi. di essere qui in Casa Peretti e averci regalato questi attimi di comicità. Innanzitutto posso fare un complimento, Certo. veramente siete molto molto accoglienti, molto carini, siete dolci, soprattutto prima con Valentina, Sì. no? Le ho leccato una guancia. Una guancia però. Sì, è una molto guancia. dolce, una ragazza Esatto. veramente Oh. molto dolce. Valentina, un applauso. Salutiamo Valentina, anche un il marito applauso. di Valentina, ciao. Ah, ecco, buonasera, grazie. No, Salve. no, vabbè, No, perché? Non sapevo. Vabbè. Francesco, Sì, dai, ciao. raccontaci un po' di te. Ormai allora- una vita passata su grandi palchi, una vita passata a far ridere le persone. Quindi da cosa ti sei ispirato tanto tempo fa per dire adesso voglio fare il comico? È un classico, ma davvero è nata così, che quando ero in classe alle elementari ero il cretinetti della situazione, ogni cosa era una battuta, ogni situazione era uno sketch. Facevo l'imitazione della maestra e quindi per questo ero graditissimo a tutti gli altri compagni e compagne della mia classe. Il tuo primo pubblico. Esatto. E quindi da quello poi, per farlo diventare poi una passione, un mestiere, perché poi io lo specifico è un mestiere a tutti gli effetti, ce n'è passato un po' di anni. Ho fatto anche 10 anni il perito informatico, il programmatore di computer, quindi ho fatto anche dei lavori seri, diciamo. Fino ad arrivare sul palco di Zelig. Sì. La gavetta e poi arrivi sul palco di Zelig. E quello è stato un apice che ho toccato, poi magari spero di toccare ancora altri apici del genere, però diciamo quella è stata un'esperienza indimenticabile con Gian Lorenzo che avete visto nel primo tempo, quindi con lui insieme a Claudio Bisio di qua e Paola Cortellesi da questa parte sono state emozioni indimenticabili, indelebili sulla pelle proprio.
Una domanda, perché noi ogni tanto qua in Casa Peretti facciamo anche un po' di gossip, Sì. perché ci piace, il Sì. gossip ci piace, ma Ci la piace. tua situazione sentimentale attuale, no? Proprio attuale. No, vabbè, faccio... Avrei preferito qualsiasi altra domanda. scusami, guarda, io potevi non me le chiedere preparo. Quanti soldi ho in banca, mi potevi chiedere, piuttosto che questo. Ecco, vabbè. Sei in giro con uno spettacolo, Sono in giro giusto? con il mio spettacolo. Andiamo a vedere una locandina Grazie. importantissima. Grazie, importantissima. Fabrizio. E domani. 20 luglio al Caffè Cassagna a Pianezza sarò con tutto il mio spettacolo e poi ci sarà tutto il mio spettacolo anche il 23 luglio a Venaria in via io mi dico sempre Meda, ma è via Mensa. Davanti a Supercinema c'è la piazza lì, ok, quindi ci sarà il mio spettacolo anche il 23 luglio, il 20 luglio a Pianezza e il 23 luglio a Venaria. Quindi amici a casa andate a riempirvi l'anima di umorismo con, Di con i risate, suoi personaggi. di buon umore, certo. abbiamo bisogno di ridere, ma che tutto quello Hai che sta ragione. adesso cosa ci mancano? Gli alieni. Sì, ma quelli arrivano, quelli Sì, prima o perché hanno poi detto che esistono, prima devono o poi solo arrivano. annunciarli e poi forse una pioggia di meteoriti. Ma sì, mettiamocelo, Ma sì, perché va bene. noi non ci facciamo mancare niente. Niente, va. Quindi... Grande ottimismo, Francesco, grazie Enrico, grazie mille, grazie mille, è stato un ciao super Fabrizio. piacere. Ciao Fabrizio. Valentina, ciao. Allora regia, sì, abbiamo ancora 2 o 3 messaggi da andare a leggere, direi che è proprio il momento. Nel frattempo faccio venire qua Valentina, vai con gli ultimi messaggi, dai, eccoli qua. Ciao a tutti, volevo dire a Matteo che sei carino. Matteo, sei carino, che te devo dire? Te lo dicono tutti. Sì, sei carino, Matteo. Siete sempre bravissimi, la regia è invisibile, ma è sempre la migliore. Maurizio da Villa d'Ossola, bravo Maurizio, grazie, ciao. Enrico carissimo, posso chiedere per la prossima volta una canzone per Valentina Branca? Dai Valentina, certo, ben volentieri, di Ornella Certo. Vanoni, per di più l'abbiamo già fatta anche, non di recente, ma l'abbiamo già fatta in Sì, queste sì, 500 puntate. volentieri. Finiamo così con un brano che comunque vada a Casa Peretti, l'importante è finire. Noi finiamo, ma se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30, ok? Puntuali, sempre sul canale 13. Domani qui il grande Celentino. Vai Valentina, finiamo così. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare e poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo, lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Valentina Branca, un applauso a Fabrizio in regia, un grazie di cuore a ognuno di voi. Da domani ditelo sempre in giro, cos'è Casa Peretti? Poi manca ancora questa settimana, la prossima settimana, poi ci fermiamo, torneremo a settembre e voi andate in giro, ma dal macellaio, dal farmacista, ma guarda che alla sera alle 20 c'è Casa Peretti, accendete la TV sul 13. Grazie come sempre Giuliano per il supporto tecnico, un applauso e fatelo a casa. Valentina Branca! Enrico Piretti. Ci rivediamo questa sera alle 23:30. Sì, di sicuro. Domani qui c'è Celentino. Buona serata a tutti, grazie, ciao!